Buonasera e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In apertura la politica e il nuovo governo targato Mario Draghi. Alle 12 di oggi il Premier e i 23 ministri hanno prestato giuramento davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella. Nel nuovo governo non figurano leader politici, ma è formato da 15 personalità espressione dei partiti, 4 del Movimento 5 Stelle, 3 ciascuno per PD, Forza Italia e Lega, 1 per Leu e Italia Viva e 8 tecnici. Tra le riconferme anche il triestino Stefano Patuanelli, che passa dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Agricoltura. Al termine del giuramento si è tenuto il primo Consiglio dei Ministri. La nostra missione è mettere in sicurezza l'Italia. I bisogni del Paese vengono prima degli interessi di parte. Mi aspetto la massima collaborazione. Avanti uniti, avrebbe detto Draghi, che poi avrebbe aggiunto: il nostro sarà un governo ambientalista. Mercoledì la fiducia in Senato, giovedì alla Camera, ma tutto potrebbe svolgersi anche nella sola giornata di mercoledì. E alla luce delle nomine non mancano i commenti dei politici friulani, a cominciare dai 5 Stelle, soddisfazione per il Ministero della Transizione Ecologica, ma delusione per alcune nomine, afferma il parlamentare Luca Sut. Alcuni deputati nel frattempo sarebbero pronti a lasciare il movimento, ma la parlamentare Sabrina De Carlo lancia un appello all'Unione. Ritengo ottima l'istituzione del Ministero per la Transizione Ecologica, che sarà guidata da Cingolani, che ho avuto anche modo di conoscere come capogruppo della 10ª Commissione Attività Produttive della Camera. Aspettiamo ora le nomine di sottogoverno, dove ci aspettiamo che altre valide figure del movimento possano trovare spazio in altri ministeri. Una cosa è certa: daremo il massimo per imprimere all'azione di governo il giusto orientamento, che per noi rimane quello che guarda all'interesse del cittadino. In tutto ciò non nascondo una personale delusione per alcune nomine in alcuni ministeri che non sento di condividere. Il 5 Stelle ha sempre messo al centro temi e obiettivi e siamo riusciti a dotare il Paese di un Ministero per la transizione ecologica che avrà come faro il voler piegare a logiche ambientali lo sviluppo economico, l'energia, l'ambiente, le infrastrutture e i trasporti, ma anche una gestione intelligente delle politiche agricole, adesso affidate al nostro ministro Stefano Patuanelli. Valuteremo quindi l'intero governo per i risultati che porterà al Paese e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, io comprendo il sentimento di chi non ha condiviso l'indicazione, seppur sofferta, presa democraticamente a maggioranza, ma in questo momento noi dobbiamo restare uniti e compatti per salvaguardare quanto fatto finora e affrontare le non poche sfide che ci attendono. Soddisfatte le altre forze politiche, a cominciare dalla Lega, passando poi per Forza Italia, PD, Italia Viva. All'opposizione Fratelli d'Italia con Walter Rizzetto che lancia una frecciatina agli ex alleati di Forza Italia, nomine che sembrano un ritorno al passato. Siamo pronti a lavorare insieme, è il commento a caldo del presidente della regione Massimiliano Fedriga, un commento da cui trapela la soddisfazione del governatore, che però non entra nel merito delle scelte del premier Mario Draghi. Si sofferma sulle motivazioni che hanno spinto la Lega a entrare nell'esecutivo il segretario Marco Dreosto. È un momento davvero difficile e complicato e la Lega ha deciso con grande responsabilità di anteporre il bene del paese agli interessi personali o politici. Tra i partiti maggiormente premiati, Forza Italia con il ritorno di Gelmini, Carfagna e Brunetta. Con i nostri 3 ministri, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta, avremo un ruolo centrale per la ripartenza e la ricostruzione di questo Paese. All'opposizione va Fratelli d'Italia, che non manca di mandare una frecciatina agli ex alleati azzurri. Fratelli d'Italia reputa che anche e soprattutto in questo caso non ci siano tutte queste novità. Ci sembra anche addirittura sotto alcuni punti di vista una sorta di ritorno al passato rispetto ad alcuni dicasteri. Quindi il centro-sinistra con l'onorevole Serracchiani che con un tweet augura buon lavoro per una sfida senza precedenti da vincere a tutti i costi. Il segretario dei Dem, Cristiano Sciauli, invita a lavorare da subito per il bene del paese, del Friuli Venezia Giulia e per affrontare uno degli impegni più difficili dal dopoguerra senza tanti post, afferma sui propri ministri. Il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, mette al centro sanità, economia, lavoro, scuola e parla di una bella squadra di governo all'altezza della sfida. Infine, su un tweet, il deputato ed ex presidente della regione Renzo Tondo esclama «Che delusione!», spiegando poi che l'amarezza è dettata dalla presenza dei 3 ministri Di Maio, Speranza e Lamorgese. Comunque, afferma Telefriuli, voterò a favore del governo per l'emergenza che sta vivendo il paese.
Le categorie economiche valutano positivamente il nuovo governo Draghi, a cominciare da Confindustria Udine, che con la presidente Anna Mareschi Danieli chiede subito impegno al nuovo esecutivo, in particolare su due temi: recovery plan e sostenibilità ambientale. Questo governo è il governo di Draghi, non un governo tecnico, non è un governo politico, non è un governo di coalizione. Possiamo dire che è un governo del presidente, o forse meglio dei presidenti, perché qua di presidente c'è anche Mattarella. In questo nuovo governo è stato dato spazio un po' a tutti i partiti, e questa scelta devo dire che mi piace. Ammetto, inizialmente speravo in un governo più tecnico, anche se alla fine sono tecnici i principali ministeri con portafoglio, ma probabilmente anche in questo caso si vede l'elevata qualità di un leader che sa che non possiamo permetterci la totale negazione della politica. Tutti adesso sono responsabili. Tutti devono portare il nostro paese a recuperare quello che è un enorme terreno perso. Recovery plan, sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità sociale, digitalizzazione e salute. È su questi temi che si gioca la partita dell'Italia a livello europeo, a livello globale in generale. Nomi di alto livello e orientati al mondo dell'impresa, il commento del Presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Udine, positivo anche il Presidente di Confartigianato Graziano Tirati, che vuole però vedere all'opera i ministri prima di lasciarsi a un giudizio più approfondito. Un commento senz'altro positivo, perché al di là di quelli che sono gli equilibri di natura politica, e mi sembra che il Presidente Draghi ha dimostrato una grande sensibilità anche rispetto ai partiti che lo sosterranno, ma i ministeri di riferimento, le persone che seguiranno i rapporti con l'Europa, che sarà lo stesso Draghi, il recovery plan, la digitalizzazione, l'economia green, il MIDE, sono tutti in mano a persone di estrema competenza. Il fatto di aver introdotto un ministero ad hoc per il turismo diventa estremamente importante. La soddisfazione anche per il ministro Patuanelli, è il nostro riferimento in regione, una persona molto stimata diciamo da tutte le forze politiche, e quindi il fatto che mantenga un ministero importante come quello dell'economia agricola, con tutto quello che ne sta intorno, per noi è un punto come regione di soddisfazione. Finalmente è nato questo governo guidato da una persona che di competenza ne ha dimostrata molta e che ha dato veramente una mano fino adesso all'Italia. Per il resto, per i nomi di queste persone cosiddette del governo dei competenti, li vogliamo vedere all'opera, ma un piccolo consiglio le vorremmo dare: ascoltino chi lavora, dall'operaio al piccolo imprenditore, a chi ogni giorno si misura coi problemi di questa nazione in mezzo a questa grande crisi pandemica. I dati dei contagi di oggi nella nostra regione: su 7.254 tamponi molecolari sono stati rilevati 266 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,67%. Sono inoltre 2.007 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 91 casi, 4,53%. I decessi registrati sono 11, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 60 e a 425 quelli negli altri reparti. Nuovo focolaio Covid tra i banchi. È successo a Tolmezzo, nella frazione di Betania. Sono emersi alcuni contagi nella scuola dell'infanzia De Marchi. Ad essere interessati sarebbero, oltre al personale e agli alunni, anche alcuni genitori. La direzione didattica ha comunicato tramite circolare le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione, il quale ha previsto che alunni e personale restino a casa fino al 25 febbraio in quarantena fiduciaria. Ed ora la cronaca. È stato un sabato nero per la montagna, dove purtroppo si registrano 2 vittime. Una valanga staccata a Sella Nevea nel comune di Chiusaforte ha causato la morte di uno sciatore di nazionalità slovena che era assieme a 2 compagni di gita. L'incidente è avvenuto a 1650 metri. Sul posto il soccorso alpino, le unità cinofile e la protezione civile di Tolmezzo. Sempre verso le 15 i soccorsi sono stati attivati nella zona del Gemonese per un uomo precipitato per circa 900
200 metri. Anche in questo caso l'incidente ha avuto esito mortale, la vittima ha 33 anni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, il soccorso alpino, il coordinamento è stato della Guardia di Finanza. 2 container in mare, danni causati dagli alberi caduti, questo è il bilancio della giornata di Bora a Trieste. Ha toccato i 116 km/h la Bora che soffia da ieri sul Golfo di Trieste. Come sempre ci sono stati disagi con numerosi interventi dei vigili del fuoco, in particolare sul canale di Ponte Rosso, dove 2 container installati per i lavori che sono in corso di svolgimento sul Ponte Bianco sono finiti in mare. Non mancano poi cartelloni pubblicitari divelti, motorini e alberi caduti, quella che si potrebbe definire la routine dei giorni di Bora a Trieste. I triestini però, abituati ad avere a che fare con queste condizioni, non si sono voluti comunque perdere la danza del mare, sia dal Molo Audace che dal lungomare di Barcola, da dove le montagne avevano creato la speciale coreografia dietro al castello di Miramare. In alcune zone della città si è formato anche del ghiaccio a causa del termometro sceso sotto lo zero, con una temperatura percepita di meno 9 gradi a fronte di una colonnina di mercurio arrivata in città a meno 2 gradi. Oltre alla raffica di 116 km/h, la Bora, in attenuazione dal pomeriggio, ha soffiato con una media di 50 km/h. A Udine ritorna un po' di normalità in centro grazie al Carnevale. In piazza San Giacomo tanti bimbi vestiti in maschera con coriandoli e stelle filanti in questo weekend di rinnovata zona gialla, tavolini dei bar pieni e shopping per le vie del centro. Tante le persone che, approfittando della giornata di sole, si sono riversate in centro nonostante la temperatura rigida. Il Covid non ha fermato la voglia di festeggiare il Carnevale e in tanti appunto ne hanno approfittato anche per un caffè o un aperitivo rigorosamente al tavolo dopo le 11, come prevede l'ordinanza regionale. Tra le novità rispetto al precedente esecutivo, la mancanza di un ministero allo sport. Sorpreso il presidente della FIGC regionale Canciani, mentre per il CONI, nelle parole del presidente regionale Brandolin, si spera in un sottosegretario con delega competente. L'abbiamo presa con grande stupore, però crediamo che questo nuovo esecutivo abbia veramente la forza e la volontà di fare qualcosa di più del vecchio esecutivo per il nostro mondo. La FIGC apprende con stupore l'addio al ministro allo sport e attende le prossime mosse del nuovo presidente del Consiglio Draghi. Verrà scelto un sottosegretario con delega, come già successo in passato, commenta a Telefriuli il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin. Nulla di nuovo, negli ultimi 50 anni i ministri dello sport si contano nelle dita di una mano, ora attendiamo una figura competente e intanto la FIGC regionale prova a ripartire dal 5 marzo con il calcio giocato, almeno per il campionato d'eccellenza. La Lega Nazionale Dilettanti ha richiesto alla Federazione al CONI di portare questo campionato a livello di interesse nazionale, il che significa paragonarlo a quello della Serie D e quindi poter giocare a porte chiuse effettuando i tamponi. Questa non è assolutamente una proposta accettata dal nostro movimento, che sì ha dichiarato la propria disponibilità alla ripresa dell'attività, però con l'ingresso al pubblico, con i ristori e soprattutto con la gratuità dei tamponi. Udinese alla vigilia della sfida con la Roma, sentiamo l'analisi del tecnico Gotti. Contro la Roma di sicuro è una partita non facile, sappiamo che la Roma ha vinto credo con tutte le squadre della parte destra della classifica, perdendo punti nei suoi scontri diretti e quindi insomma il livello con cui ci proporremo domani potrà magari farci capire qualcosa in più. La Roma, a mio giudizio, è una squadra composta da giocatori di grande qualità e l'esperienza, ma che ha idee di calcio precise e condivise. E Fonseca è riuscito a dare un'identità che mi piace molto a questa squadra. Quello che mi auguro è che ovviamente la Roma domani affronti un avversario, l'Udinese appunto, che spero sia nella direzione del continuo miglioramento, che diventi una squadra sempre più forte e che a sua volta possa mettere in campo le proprie idee precise e condivise. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà domani in diretta alle 12:30. Grazie per l'attenzione e buona serata.